La ripresa economica post-pandemia fa ben sperare in Veneto. Ne è convinto il presidente Luca Zaia, che vede segnali incoraggianti in una regione che ha conservato i fondamentali in infrastrutture e know-how per poter recuperare velocemente e azzarda una previsione del PIL. Io direi che abbiamo una prateria davanti. Venuti fuori dal Covid, quando ne usciremo definitivamente, ma già ne stiamo assaporando, diciamo, la sensazione, avremo una prateria davanti, perché abbiamo comunque strutture ben organizzate, abbiamo le idee chiare e siamo pronti per ripartire. Il PIL del Veneto, dalle proiezioni, riuscirà a raggiungere la doppia cifra per la crescita. I vantaggi offerti dalla globalizzazione potrebbero però essere stati messi in discussione per i contraccolpi subiti durante il Covid. Il modello del tessuto economico del Veneto potrebbe quindi cambiare. Per fortuna che abbiamo ancora la piccola e media impresa, visto e considerato che da noi non si prestano delle produzioni anonime e senza valore aggiunto. Qui da noi si fa ricerca, si fa innovazione, c'è maestria, c'è il saper fare e direi per fortuna che ci sono. L'80% delle nostre imprese ha meno di 15 dipendenti, quindi sono qui rappresentate. Imprese che non hanno mollato, non hanno ceduto, hanno cercato al massimo di tenere pronta la serranda da alzare e hanno subito 20 mesi di incubo, di grossi problemi, però insomma si torna alla grande sul mercato sapendo che la pandemia non è finita, ma che comunque stiamo gestendo la situazione anche in virtù del fatto che si è vaccinato. Questa associazione ad esempio ha sostenuto le vaccinazioni, l'84,3% dei veneti ha intrapreso il suo percorso vaccinale. Altro obiettivo confermato dal presidente Zaia è l'autonomia del Veneto, che ha riscosso la forza di 2.300.000 di consensi al referendum di 4 anni fa. Potrebbe cambiare invece la strategia per conseguirla. Anziché ottenere tutte e subito le 23 materie di competenza regionale, potrebbe essere ipotizzato un percorso progressivo a tappe in accordo con il governo. Fondamentale è il patto sulla compartecipazione della regione, sul gettito delle tasse, che fissa la percentuale di tributi che restano sul territorio. L'autonomia non è mai stata abbandonata, noi continuiamo sul fronte dell'autonomia, continuiamo a lavorare, stiamo trattando a livello nazionale. Ovviamente se si parla, se si tratta, se si discute e se a livello nazionale il governo e il capo dello Stato ne parlano è perché i veneti hanno fatto il referendum.